Allora, buonasera, mi chiamo Gianfranco Damiani e sono un ingegnere. Mi sarebbe piaciuto forse insegnare al Sacro Cuore, ma non è così. C'è stato un errore di stampa nella locandina. Vi dovrei parlare di un nuovo tipo di turismo che è quello ferroviario. Ma il turismo ferroviario è presente da molti anni. Questo si parla di turismo attivo ferroviario. In particolare parliamo di utilizzare dei veicoli che in questa foto si vede sono veicoli storici dell'inizio del 1900 che venivano utilizzati dai tecnici delle ferrovie per fare ispezioni e manutenzioni. A volte erano a pompa come ha simulato quella signora o a volte a pedali. Nel 2015 l'allora ministro del turismo lo ha annunciato come un nuovo prodotto turistico. In realtà questo tipo di turismo è già presente in altri paesi del mondo, in molti altri paesi del mondo, e con esperienze diverse che io vi vorrei presentare brevissimamente, perché poi le utilizziamo per fare dei ragionamenti. Les 24 vélorails et 4... Ah, c'est vrai, papa, c'est pas fatigant, hein? C'est un passage à niveau. Voilà, pour nous la promenade est finie. Le groupe suivant est prêt à prendre le départ. Però silenzioso, silenzioso,
sul percorso dell'anno scorso, nel 2015 o 16, hanno viaggiato 700.000 turisti in un percorso come quello che abbiamo visto, quindi velorail e treno. Ma ce ne sono alcuni che sono solo velorail, 300.000. Siamo quindi a 1 milione di turisti che hanno viaggiato pedalando a propulsione muscolare. Hanno delle linee, come vi ho detto prima, che sono ferrovie di montagna, e nella mappa laterale vedete i punti, sono distribuiti un po' praticamente per tutto il paese, e quindi anche con condizioni climatiche un po' continentali che ne condizionano l'utilizzo mediamente a 6 mesi l'anno. Delle frequenze spaventose, se guardate sotto nell'ultima riga, la minima è 200 frequenze mese, il che vuol dire una linea che praticamente non lavora, ma per noi invece sarebbe già ricchezza, alla media di 1.500 passeggeri mese, arrivare a punte da 13.000 passeggeri mese, come probabilmente quel percorso che abbiamo visto prima. Il turismo attivo della Nuova Zelanda invece è particolarissimo. Questo è nato nel 2016 e quest'anno ha vinto già le Awards per il turismo in Nuova Zelanda. E si compone, questo invece è un turismo, chiamiamolo multimodale, si fa pedalando, si fa andando in elicottero o sul motoscafo, con le offerte che arrivano a durare anche 2 giorni di percorso, con percorsi che superano le centinaia di chilometri. La proposta by Rails sarda è una proposta diversa perché abbiamo configurazioni di linee diverse dai francesi, abbiamo 4 linee per quasi 430 chilometri, con delle proposte di utilizzo dei mezzi, essendo arrivati 20 anni dopo siamo stati capaci ovviamente di essere un pochettino più avanti nella proiezione, e quindi di ferrocicli o rail bike di 4 persone ad una per ogni ferrociclo, 20 persone in mini convoglio perché si possono agganciare sino a 5 tra di loro, ma ce ne sono anche degli special per il trasporto delle persone a mobilità ridotta con accompagnatore, con servizi speciali come la bici al seguito su un ferrociclo rimorchio o agganciate come si fa La proposta by Rails si compone quindi di 2 soluzioni nella sua presentazione che è stata fatta nel 2016, ed è la proposta territoriale, chiamata Farada, in sardo dovrebbe voler dire discesa, se non ricordo male, che sulle 4 linee che vediamo tratteggiate, in realtà ne vedete 3, ma da Mandas parte una linea che va a Sorgono e un'altra che va ad Arbatax, quindi sono 4 linee nel totale. Teoricamente, utilizzando una media di 15 km cada una, che è la media francese, si potrebbero avere una quarantina di percorsi. Questo vorrebbe dire che, per esempio, intorno a Laconi si potrebbe fare una linea da 10 km e utilizzarla non solo per l'autunno in Barbagia, ma tutti i fine settimana, per esempio. E questo è un tipo di applicazione territoriale. Ma se ne possono fare di anche più importante. La Scoberri invece è quella da esploratore, dove al contrario del filmato francese, che è quello territoriale, i ferrocicli abbiamo visto che erano uno dietro l'altro, si guardavano tra di loro a 15, 20, 50 metri, e invece nello Scoberri un ferrociclo non vede mai l'altro perché saranno gestiti con un fleet management, con delle tracciature dei movimenti, in modo che ognuno si senta Robinson Crusoe, da solo nella sua esperienza. Oltre la linea dell'orizzonte in realtà c'è l'altro, ma lui non lo sa. E nel disegno che vedete qui ci potrebbe essere quelle tratte gialle, sono dei raccordi tra dove finisce una ferrovia turistica e dove inizia eventualmente l'altra. Per esempio tra Macomer e Sorgono si potrebbe andare sino a Tirso sulla ferrovia che va a Nuoro e poi da Tirso andare a Sorgono in altre maniere, in bicicletta, in calesse, a cavallo, a piedi, non è importante. A Sorgono si risale di nuovo su un ferrociclo, si scende a Mandas e si sale ad Arbatax. Ad Alghero invece verso Bossa si può andare via mare
o in via bicicletta lungo la panoramica, tutto da scegliere. Quindi c'è un bel po' di roba da costruire, chilometri. Ora dovrei spiegare, ma sono, diciamo, drogati dal ferroviario. Andiamo sui numeri, un giro d'affari di 1,8 miliardi, di cui solo il 28% per costi di esercizio. Esperienza francese di seri, certi, dove si dimostra che intorno a quelle linee, intorno a quei lavori, ci sono 800 dipendenti fissi, dipendenti, e 3.000 invece che sono volontari, occupazioni a tempo e cose di questo genere. Ma più importante per noi è il 33% associazioni ferroviarie e in ultimo il 21% da reti di comuni, uffici del turismo. Non c'è l'istituzione. L'istituzione non è presente e per quello che funzionano. Commento un po' triste, però va bene. Come siamo messi noi? Noi siamo messi che il ministro Franceschini l'ha detto nel 2015, ne faremo un prodotto turistico. In realtà c'è stato un grosso lavoro di lobby che ha favorito il completamento della scrittura della legge sulle ferrovie turistiche, che è stata normata e promulgata in agosto dell'anno scorso. Quindi un bellissimo risultato. E la legge nel primo articolo diceva, e nella fine della frase o del paragrafo dell'articolo, dice però nonché la disciplina dell'utilizzo dei ferrocicli. Quindi capite perché l'ho chiamato ferrociclo? Perché nella legge che l'hanno chiamato ferrociclo, ma in realtà si chiama rail bike, by rails è il servizio che vuol dire sui binari. L'articolo 10 della legge, questo vuol dire solo che bisogna regolamentare bene gli utilizzi di questi strumenti per evitare incidenti. Su quali cantieri stiamo lavorando? Quindi vi ho fatto vedere le leggi, sono state normate, adesso stiamo discutendo di norme attuative e di sperimentazione. Ci sono già 3 cantieri pronti, in Gallura, in Sarcidano e in Planargia. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.